Il re Baldassar al prontà un gran gustà per i 6.000 dignitaris e insieme con loro al bevè un disordine di vin. Quando il vin il è sul chiav, Baldassar all'ordinà di portare i vas d'aur e d'arin che sopari Nabucodonosor al beve strafuis dal Tempio di Gerusalemme, perché al bevessi il re, i 6 dignitari, li sos feminis e li sos concubinis. Così a portare i vas d'aur e d'arin, che erano sta strafuis dal santuari dal Tempio di Dio a Gerusalemme, e il re, i 6 dignitari, li sos feminis e li sos concubinis a beverin lì dentri. Biel che bevevin vin e allaudavin i dius d'aur e d'arin, di bronze, di fier, di len e di clap, a botte sclop a comparirin i dei di un eman di omp e si metterin a scrivi da ur dal chiandelir, sulla chialcine dal mur dal palazzo real. E il re al viodeve il dret de man che scriveve. Allora il re si splaccià di muse e i 6 pinsis lo spaventarin, li scommissuris dei 6 ombui a cederin e i 6 genoi abbatecolavin un quintri di che l'altri. Il re all'ordinà con veemenze di far venire i magos, i caldeos e i strolix. Il re urdisè ai sapiens di Babilonie che el calleiarà queste scritture e mi fasarà cognossice che uldì, si vistisarà di purpure, i metteran un negolane d'aur tor dal quel e alzarà il tierz sorestan dal ream. Allora a plombare in tutti i sapiens dal re, ma non arrivarin a lei alle scritture e a dare un sclarimento al re. Così il re Baldassar arrestà tut sozzore, si splaccià di muse e i 6 dignitaris si spirtarin a muart. La regina, sconsortata ed esperaulis dal re e dai 6 dignitaris, egli entrà te sale dal gustà. La regina tacà, re, viv per in eterno, non sta lasciati chiappai dai te pensiers e non sta splacciati di muse. Tal tore ambale un om che l'ha intorsi il spirit dai dius sans. Anche mo soddito pari a for inchiatas in lui sentiments, intelligenze e sapienze sul stam de sapienze dai dius, per la qual il re Nabucodonosor, topari, lo nomenà sorestan dai magos, dai induvinins, dai caldeos e dai strolix. In ches de nel che il re lo clamà Baltazzar, si acchiatat un spirit più alt e tan sentiment dirivà a splanà i siums, a sclarì lis massimis più grivis e a disberdea induvinei. Clamin dunque de nel e lui nos darà ogni sclariment. Così de nel al fomenà davanti al re. Allora il re disse a Daniel: «Sestu tu, Daniel, dei deportas di Giude, che il re gnopari alla menatka de Giudee? O hai sentito sul tuo conto che tu hai il spirito dei Dius e che in te si chiata un sentimento, un'intelligenza e una sapienza più alte? Come sono stati fatti venire denandi me i sapiens e induvinins, perché le essin che ste scritte e mi dessin un sclarimento in merito, ma non han arrivata a farmi savece che uldì. O hai sentito che tu sei in grado di dare sclarimenti e di splanare i robis più grivis? Se tu rivis ad ore a lemmi queste scritture e di farmi savece che uldì, tu ti vistaras di purpure, ti metteran tor dal quel un negolane d'aur e tu spartissaras il comand come tierzo sorestante. Allora Daniel rispondè al re e disse: «I tei plases tegnetai per te, e i tei regai daurai a dicheiatris. Ille arai in stes al re la scrittura e disarai ce che uldì. Tu sei il re, Dio, l'Altissim, i veve dat ream, grandezze, potenze e maestà a Nabucodonosor topari, e per grandezze che i veve dade, tutti i popoli, li giarnassis e li slenghis, aveva imporre di lui e attrimavin davanti lui. Al copave cui cal voleve e alla save in vite cui cal voleve. Al portava in alt quel che isme che ave e asbassava cui cal voleve. E stant che il suo cur
si era alterato e il suo spirito si era indurito fino a diventare arrogante, all'estate tirat giù de so sente di re e ian chiavà della sua gloria. All'estate parat fur de socie da iombs. Il suo cur è diventato compagno di quel dai nemai e alla plantata della sua chiesa fra miez dei mus salvadis. Gli andate di mangiare gli erbe usanze, i bus e il suo cuor, all'estate bagnato de rosade dal ciel, finché non l'ha riconosciuto che Dio l'Altissimo al parone sui reams dall'om e al met parsore quel che gli pare a lui. Ma tu, Baldassar, Sofì, non tu has tenuto basso il tuo cur, sebben che tu sapevi tutto. Tu ti sei alzato su quintri dal Signor dal ciel, tu ti has fatto portare denanzi di te i vas de so chiase, par bevi dentro il vin, tu e i tuoi dignitari, li tos feminis e li tos concubinis, e tu has laudati Dius d'aur, darin, di bronze, di ram, di len e di clap, che non viodin e non sintin e non cognossin, in pen di glorificare quel Dio, che ha te sos mans il tuo spirito e alle paron di tutti li tos stradis. Allora lui ha mandato il dre de man e ha componuto queste scritture. Queste e le scritture che gli state componute. Menè, Tekel, Peres. Gli speraulis a vuol indicest. Menè, Dio ha misurato il tore amp e gli ha mettuto un termine. Tekel, tu sei stato pesato sulla staderie e tu sei stato chiatato so dal pes. Peres, il tore amp all'estat dividut e all'estat dat ai medians e ai persians. Allora Baldassar all'ordinà che vestissin denel di purpure e i mettessi intorno al quel un egolane d'aur e a berlassi fuart che lui agliere il tierz tal comanda ream. In che ste segnot Baldassar, re dai Caldeos, al fuoco pat e Dario, il median, al chiappai ream, al beve 62 anys.